Sembra che la Lazio Calciotto si avvia a una stagione trionfale, sembra che manchino avversari veri, almeno nel girone qui al Ciriaci. Ma quello che ha scritto sulla carta può sempre essere smentito in campo, ci proverà stasera il Cozzi Toro Viola e chissà che nella notte di Halloween riesca a fare uno scherzetto ai super favoriti. Buonasera dal Circolo Ciriaci, seconda giornata di Serie A2, benvenuti a Lazio Calciotto, Cozzi Toro Viola. Buttaroni. Sempre a scambiare col capitano Pentasuglia. Qui attenzione, la rete è arrivata all'improvviso con un'imbucata arrivata dalla fascia destra, la rete, e la Lazio Calciotto è già in vantaggio al quinto minuto. Lazio che però ha già riconquistato il pallone, sempre affidato al sapiente Pentasuglia. Qui addirittura il tiro, il numero 13 del Cozzi a spazzare. Qui conquista palla il numero 8, il capitano Pentasuglia, prova addirittura il tiro. Mirko Campopiano. Cozzi che riparte dunque senza Alimonti. Si muove il numero 10, altra azione, altri brividi qui. Prima azione offensiva del Cozzi Toro Viola. A battere la punizione De Cristofaro con Finello e Zaccardi in aria. Che bella la punizione, e c'è il pareggio del Cozzi Toro Viola con cui si chiude questo primo tempo. Lazio Calciotto, Cozzi Toro Viola 1-1, bellissima la punizione. Corner ribattuto fuori. Duello, e attenzione perché qui c'è il gol. Contropiede micidiale della Lazio Calciotto e gol del numero 8. A segnare è stato Pentasuglia, il capitano. Perde ancora palla, non riesce a servire il compagno. Allora Lazio che si riversa in avanti, mischia in area, azione pericolosa, insistita, ancora possesso della Lazio Calciotto, altro tiro che qui però finisce fuori dalla porta difesa da Ibrahim. Di girare palla, chiede una maggiore qualità di gioco intanto l'allenatore della Lazio Calciotto. Vediamo se riesce qui il numero 4, salvataggio sulla linea e poi alla fine il gol. Dopo il salvataggio miracoloso c'è il 3-1 della Lazio Calciotto. Ha segnato José Enrique, numero 10 della Lazio Calciotto, e altro talento arrivato quest'anno dal Barcellona Beach Soccer. Qui si muove José Enrique, avanza sulla sinistra, miracolo qui del portiere del Cozzi Toro Viola, messo a terra il numero 4 del Cozzi Toro Viola, De Paulis. Arriva in area anche il numero 17, fischio dell'arbitro, va De Cristofaro, miracolo qui del portiere della Lazio Calciotto, Luca Rampi, però troppo lungo. Finello riesce a conquistare però una palla importante, poi prova l'imbucata centrale e attenzione al gol, una beffa qui per la difesa della Lazio Calciotto, e dunque Cozzi Toro Viola che si porta a una sola lunghezza, gol del 3-2, autogol clamoroso. Tentativo qui sprecato da Marco Nimis e triplice fischio. Finisce qui la sfida tra Lazio Calciotto e Cozzi Toro Viola, una sofferenza inaspettata per la Lazio Calciotto che comunque riesce a portare a casa la partita e vince 3-2.